Una Leonardo ancora aggrappata al sogno salvezza, cerca punti prestigiosi nel match interno che la vede opposta al Civitella, quarta forza del campionato. Ultimi controlli, allora arriva il fischio d'inizio, si parte. Marco Tidu in barriera per la Leo, parte invece dalla distanza Smith, uno schema a chiamare in causa Carvaio, buono l'intervento qui da parte di Claudio Cossu. Allora Cossu per Davison, perde un pallone pericolosissimo, Carvaio per Romano e arriva il vantaggio del Civitella a 15 minuti e 8 secondi dal termine del primo tempo. Romano a sbloccare la situazione per la formazione abruzzese, bisogno del suo talento e della sua esperienza la Leo e ci ha provato infatti Davison Viegas. Civitella invece di punti ne ha 26, intanto palla persa e non perdona ancora il Civitella con Romano, autore del 2-0. E arriva il 3-0 a opera di Arteiro. Leonardo in bambola, Civitella con grande piglio a questo punto domina la partita. Ancora un intervento di Piaz che cercava Spanu, i due non si trovano per una questione di centimetri. Un grande sforzo da parte dei cagliaritani che ora subiscono però anche il 4-0 a opera di Gabriel Carvaio, chiamato a dare un po' di verve alla Leonardo in questa fase della partita. Perde il pallone Cogotti, allora Carvaio con Cossu che scongiura un passivo ancora più pesante. Paulinho in barriera per il Civitella, parte Ezzi, cerca la porta, Mazzocchetti, mani aperte respinge. Cercare Arteiro, attaccato da Tidu, arriva anche De Murtas e ancora Cossu con un buon intervento e poi ci mette ancora una mano Claudio Cossu. Il campo verso Coco Smith, ancora in diagonale Di Matteo per il 5-0. Che azione per il Civitella, stavolta Cossu non può nulla, che ora è il problema di girarsi. Ezzi calcia, Mazzocchetti allunga la gamba, gli dice di no. Prese nel prossimo turno con una sfida da non sbagliare, intanto gran numero di Galliani per Carvaio, il pallonetto sull'uscita di Cossu. Ancora Civitella vicino al sesto gol e arriva il sesto gol, a firmarlo è Paulinho per il Civitella. L'anticipo secco da parte di Jelavic, 1 contro 1 con Cossu. Cossu se la cava però alla grande, mantiene in campo il pallone, Cogotti non ci arriva e arriva il 7-0 invece per il Civitella. A siglarlo è Arteiro, doppietta personale anche per lui, riesce a proteggere bene il pallone, a chiamare in causa in avanti Di Matteo. Carvaio ancora per Di Matteo, si sposta il pallone sul destro, Cossu non riesce a evitare il gol dell'8-0 che dovrebbe essere stato realizzato da Gabriel Carvaio. Pio Piaz in possesso del pallone, cede poi verso Marco Spanu. Davison molto bene per Spanu, il pallone per Podda che non riesce nella deviazione a pochi centimetri dalla porta. Qui il tunnel di Spanu e poi il gol dell'8-1 siglato da Davison che sfrutta a dovere l'assist del compagno. Parte Cogotti, il gol della Leo che accorcia ancora le distanze. Ci ha pensato Pierluigi Cogotti, quarto gol stagionale per lui direttamente su calcio di punizione, ha trovato un varco. Tatulli lungo con le mani per Di Matteo, prova ad agganciare il pallone, il pallonetto e che gol per Di Matteo. 9-2 Civitella, la partita finisce qui, dominio Civitella al Paladante di Sesto, 9-2 il punteggio finale. Leonardo che dovrà chiedere punti ad altre partite più abbordabili. Civitella che continua a correre in questo campionato, vince dopo 2 turni a secco.